Folgaria nel Friuli non è solamente uno splendido territorio dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista storico offre infatti dei luoghi di grande interesse. In questa escursione andremo a visitare ciò che rimane di due castelli, quello di San Giovanni e Castel Raimondo. Fissiamo la partenza dalla stazione ferroviaria di Flagogna. Prendiamo il Troi di Meni, attraversiamo 2 sottopassi fino alla salita che porta verso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Flagogna. Anche la chiesa è antica ed è posta in un punto molto panoramico. Proseguiamo quindi verso il primo castello, che è quello di San Giovanni. Da qui proseguiamo verso Folgaria nel Friuli. Attraversando il paese andiamo quindi verso il Castel Raimondo. L'escursione prosegue quindi verso il torrente Arzino, attraversando la passerella verso Casiacco e quindi rientrando verso la stazione ferroviaria di Flagogna. Imbocchiamo il Troi di Meni attraversando il primo sottopasso della ferrovia Gemona-Sacile. Attraversando anche il secondo sottopasso, ci dirigiamo verso la chiesa parrocchiale di Flagogna. In una splendida giornata attraversiamo il paesino di Flagogna. La bella scalinata che ci porta al piazzale antistante alla chiesa. Già da qui uno splendido panorama sul tagliamento ed il castello di Ragogna. Il campanile è molto particolare perché la sua base appoggia su 4 colonne. Da qui si vede molto bene anche il paese di Clausetto. Proseguiamo quindi prendendo il sentiero che sale verso il castello di San Giovanni. Qui un antico e enorme castagno è caduto sul sentiero. Alcuni ruderi poco sotto il castello. Eccoci al castello di San Giovanni, il piazzale antistante alle mura. Il castello è sempre aperto e visitabile in qualsiasi stagione.
Le varie ristrutturazioni hanno cercato di mantenere al massimo l'aspetto originario. Ecco ancora Clausetto, chiamato il balcone sul Friuli. Una panoramica che va dalle foci dell'Arzino, il ponte di Pinzano, fino ad arrivare al monte di Ragogna. Proseguiamo quindi su un tratto in discesa per poi risalire verso Forgaria. Da Forgaria, proseguendo su bellissime scale in pietra, saliamo verso Castel Raimondo. Il sentiero del Zog di Schiaramont porta verso gli scavi di Castel Raimondo. Eccoci alla prima parte dei resti di Castel Raimondo, di epoca pre-romana e romana. Da qui una splendida vista sulla valle del torrente Arzino. Più in alto una parte più consistente degli scavi. Una grande struttura li protegge dalle intemperie. Attraverso ottimi sentieri scendiamo quindi verso Forgaria. Da Forgaria scendiamo verso il torrente Arzino. Una passerella sul fiume ci porta verso Casiacco. Nelle acque limpide dell'Arzino le trote sembrano essere sospese in aria. Per un primo tratto costeggiamo il fiume, poi attraversiamo il paesino di Casiacco fino ad arrivare al ponte dell'Armistizio.
Attraversato il ponte sull'Arzino rientriamo verso il punto di partenza, la stazione di Flagogna.